Chi non è animato di buona volontà, chi non ha un marcato senso del dovere e di rispetto verso l'ambiente, perché dovrebbe complicarsi la vita, sostenendo anche costi per mettere in pratica la raccolta differenziata senza alcun ritorno economico? È un ragionamento che pervade parecchie famiglie nel popoloso quartiere di Fontanelle, dove il servizio porta a porta è stato attivato in fase sperimentale. Nessun ritorno è attualmente riscontrabile nella bollettazione 2017 già inviata dal Comune di Agrigento. E allora c'è chi si sbarazza dei rifiuti portandoli nelle confinanti frazioni come San Giustippuzzo o San Michele, dove c'è ancora la tradizionale raccolta nei cassonetti. Sia poi collegabile al deposito dei sacchetti fuori dagli orari consentiti è tutta un'altra storia. Ma sarebbe partita proprio da questa ipotesi, o anche da questa ipotesi, la decisione della giunta di Palazzo dei Giganti di avviare un giro di vite contro i trasgressori. Ad Agrigento il Comune ha approvato un aumento delle sanzioni per chi non rispetta le regole. Dai 50 euro si passa ad una multa di ben 200 euro che può raggiungere anche una sanzione più salata. Nella delibera si legge: il fenomeno del conferimento dei rifiuti solidi urbani fuori dagli orari consentiti non è diminuito, anzi a causa dell'inizio della raccolta differenziata nel quartiere di Fontanelle e nei paesi limitrofi si è registrato un notevole aumento. La multa da 200 euro potrà arrivare anche a 300 euro per coloro che depositano sfalci di potatura dentro i cassonetti stradali.